Berlino Fruit Logistica 2012 è una vetrina anche per l'Associazione dei produttori ortofrutticoli Veneto-Friulana. Abbiamo qui insieme a noi il presidente, alla mia destra Lino Rossi, e Domenico Dalbò che ne è consulente. Allora iniziamo con una battuta con il presidente Lino Rossi. Allora, una presenza sempre importante qui perché davvero bisogna esserci perché da tanti anni la tradizione, e qui si vedono quelli che sono i trend internazionali del mercato. Non è solo per la presenza, ma anche per il problema che noi attualmente abbiamo nel nostro problema del mondo ortofrutticolo, che se noi lo espandiamo a livelli internazionali abbiamo anche la possibilità di vedere quali sono i nostri interessi e le nostre problematiche per l'interesse dei nostri soci, dei nostri produttori stessi. Allora, un ventaglio di prodotti davvero importanti. Il principe o il re, il radicchio? Il principe e il re radicchio. Noi abbiamo anche tanti prodotti IGP nel nostro territorio e se ne vantiamo di questo, però abbiamo bisogno anche nei momenti un po' più assenti del nostro prodotto di saper avvicinare e intraprendere anche l'aiuto di altri prodotti di altri paesi che oggi sono esposti, e noi possiamo valutare anche se abbiamo l'interesse o no di acquistare questi prodotti. Questa fiera è una cosa veramente il top, si può dire, nel nostro sistema, e questo ci garantisce anche per noi un vantaggio per il nostro lavoro, il nostro sistema, in cui noi abbiamo fatto delle strutture veramente grosse e che stiamo affrontando, sperando che anche ci diano ragione anche il sistema del nostro lavoro per avere una garanzia anche ai nostri produttori stessi. Allora, Domenico Dalbò, ne parlavamo, il radicchio, ne parlavamo prima proprio di essere in onda, mi diceva vedo tanti falsi, dobbiamo tutelare maggiormente il nostro prodotto. Sì, qui è una vetrina soprattutto per quanto riguarda il radicchio rosso tardivo di Treviso, 90% è falso. Quindi bisogna farci una riflessione, bisogna unire i produttori, la provincia di Treviso, il consorzio di tutela dell'asparago, i confezionatori, e trovare un provvedimento, altrimenti questo radicchio l'abbiamo perso. Allora, la nostra è una trasmissione chiaramente che vedono tutti, dagli addetti ai lavori al pubblico e ai consumatori, quindi quando parliamo di falso sicuramente c'è un interesse. Qual è il messaggio che dobbiamo far passare agli amici da casa che vanno a fare la spesa? Allora, qui stamattina ci sono stati i cileni con il radicchio rosso di Treviso, poi sono venuti i russi con il radicchio rosso di Treviso, sono venuti i rumeni con il radicchio rosso di Treviso. Quindi abbiamo più falsi di quello che è il radicchio rosso di Treviso. Cosa dobbiamo guardare? Il messaggio è: il radicchio rosso di Treviso viene in acqua, perché nel campo è una materia prima, è un radicchio, viene in acqua. Qui ci stanno rovinando questo marchio del radicchio rosso di Treviso perché fanno l'imbianchimento in campo, sotto il tessuto hanno tessuto, e è di un amaro pazzesco e il cliente si disinnamora. Quindi cosa dobbiamo guardare? Qual è il messaggio? Noi dobbiamo avere un imballo unico, dobbiamo arrivare ad avere un imballo unico che in questo territorio qua porti avanti una visione, un'immagine unica del radicchio, che garantisca che quello è il radicchio rosso di Treviso. Allora, questa istanza di Domenico Dalbò, presidente, chi se ne deve fare atto? Immagino le istituzioni, ma anche tra di voi penso sia importante fare squadra. Esatto. Io da tanti anni che intendo proprio di fare questo, di salvare l'oro che abbiamo nella provincia di Treviso. Abbiamo le strutture capaci di poter affrontare queste problematiche, però bisogna che nella mentalità anche delle altre associate, delle altre cooperative, di altri fruitori che fanno questo prodotto attraverso i nostri associati, capiscono di mettersi insieme e di affrontare, come diceva qui l'ingegnere, di affrontare il problema unico per avere un guadagno e un reddito sufficiente per poter continuare a difendere il nostro prodotto e il radicchio rosso di Treviso. Allora, grazie a Lino Rossi, presidente dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto-Friulana, grazie all'ingegner Domenico Dalbò. Rimanete con noi perché Verde Nord-Est continua.